qui a Oliveri incontriamo Tindaro Pensabene, che è uno dei pochissimi, forse anche l'unico maestro d'ascia della zona. L'ultimo forse dei maestri d'ascia. Ora di questo lavoro non ne fa più nessuno. Sono finiti letteralmente. Tutto vetro resina ora c'è. Legno non esiste più. Come si svolgeva la sua attività, il suo lavoro? L'attività si svolgeva lavorando il legno per mettere poi in opera quello che lei sta vedendo, no? Che attrezzi utilizzava? Gli attrezzi quelli miei erano un po' diciamo moderni. Questi ancora non esistono neanche l'attrezzatura, in quanto c'erano, non so, ascia a mano, travana a mano, mazza, chiodi, quadrati e via discorrendo. Io avevo la sega, nastro, la pialla, trapano elettrico, flex, tutto elettrico, diciamo così. Da manuale poco e niente, poco e niente. Come si diventa maestro d'ascia? Andando alla scuola ed imparare il mestiere, come si può improntare, improvvisare, non si improvvisa. Ci vuole un bel mestiere, un bel maestro e tutto quello che ci vuole in seguito. Per quanti anni ha svolto questa attività? Per conto mio ho fatto io circa 30 anni. 10 anni, forse di più, l'ho fatto sotto padrone, diciamo così, il mio maestro. Quando poi loro hanno chiuso e allora io mi sono messo per conto mio. Però il mestiere l'ho imparato da loro. A 21 anni ho conseguito il titolo di maestro d'ascia. E non era facile quell'epoca, no? Se non era uno all'altezza del compito. Però sono andato da piccolo, 13 anni e mezzo, 14 anni già io viaggiavo per andare a imparare il mestiere. Ma come veniva conseguito questo titolo e chi lo assegnava? Dunque, il titolo veniva conseguito da una commissione, c'era un ingegnere navale, non so se era colonnello della Marina militare, il comandante del porto di Malazzo e un altro, 4 erano di commissione, un maresciallo, 4 della commissione. Facendo un esame, si preparava prima, no? Un po' teorico, un po' più pratico, che doveva dimostrare quello che tu sapevi fare, se no questo titolo non avveniva. Un esame come si fa a scuola, no? Niente altro. Come veniva realizzata una barca? Ecco, lei riusciva a realizzarle direttamente da solo oppure aveva qualcuno che le aiutava? E allora da solo, soprattutto per questo tipo, non era possibile. Da solo potevo fare piccole imbarcazioni, 4 metri, 5 metri, 6 metri, 7. Poi se andiamo più lunghi ci voleva l'aiuto, no? Anche manuale da qualcuno. Questa barca che vediamo dietro è una barca che veniva utilizzata per la tonnara. E allora questa barca lo chiamavano in gergo siciliano un carriapesi. Quindi veniva utilizzato quando si calava la tonnara per il trasporto delle pietre, no? Che c'erano alcuni punti che dovevano calare, non so dove dovevano calare. Ne può dire di più poi, qua c'è l'esperto in materia. E per salpare l'ancora, come vede lei c'è l'organo a mano, a fine tonnara, si doveva salpare la tonnara, no? Siccome c'erano tante ancore e lo utilizzavano per salpare l'ancora. Niente altro, questo era il compito di questa barca. È stata costruita nel 1905 dal maestro d'ascia Giovanni Vitale. C'era la scritta, che poi hanno cancellato tutto quando hanno restaurato, ristrutturato. E non so se era costruito qua o da un'altra parte, però la targhetta era quella, 1905 Giovanni Vitale, il maestro d'ascia di questa barca. Lavorata tutta a mano, a quell'epoca non c'erano macchinari, non c'era niente, no? Sega a mano, ascia a mano, trapano a mano, tutto manualmente.
Naturalmente ci deve essere un gruppo di persone, ognuno aveva il suo compito, no? Da solo anche lui non lo poteva fare. Ogni pezzo di questo palischermo ha un proprio nome. Sì, certo, c'è tutta la nomenclatura delle varie strutture, no? Sono il madiere, stamanale, fasciame esterno, questa è la corsia delle cinte, che rispetto al fasciame è un pochettino più grosso, l'orlo, poi ci sono i bagli interni che tenevano, diciamo, la barca, braccioli, pontelle, c'è paramezzale, c'è tutto quello che serviva, serrette, per l'incatenazione della barca. Il maestro d'ascia si occupava di realizzare la barca, ma si occupava poi anche della manutenzione. Certamente. La manutenzione, ecco, i miei, diciamo, principali, quando io andavo a lavorare, avevano in consegna 3 tonnari che dovevano riparare tutte le imbarcazioni. Questa da Oliveri, quella del Tono di Malazzo e una era a San Giorgio. Quindi erano 2 fratelli. Uno si occupava dalla tonnara di Oliveri e del Tono e l'altro era a San Giorgio. La manutenzione avveniva, se c'era qualche pezzo di fasciame un po' marcio, diciamo così, no? Si doveva sostituire, toglierlo e mettere quello nuovo. La riparazione si riferiva all'inchiodatura dove mancava qualche chiodo e il calafataggio con la stoppa per evitare l'infiltrazione d'acqua dall'esterno che andava all'interno. Questa attività... L'incadramare, l'impeciatura, diciamo così. Non c'era all'epoca pittura, vernici. Ecco, la parte più scura quindi è proprio... Pece navale questa si chiama. E questa attività veniva fatta ogni quanto tempo? Ogni anno, che prima che esce la tonnara in chiano, 2 mesi, 3 mesi prima si riparavano tutte le imbarcazioni, no? Fare questo lavoro di calafataggio, inchiodatura, fasciame da sostituire e l'impeciatura, diciamo così, l'incatramazione. Qual era la parte più difficile del suo mestiere? Tutto è difficile, dall'inizio alla fine, non c'è niente di facile. È tutto difficile. Facile non c'è niente, perché non è una cosa che ha a che fare con il mare, quindi non è una cosa che si gioca, no? C'è la vita delle persone e quindi non c'è niente di facile. Ogni struttura ha la sua importanza, diciamo così. Che tipo di legno veniva utilizzato? E allora per l'ossatura veniva utilizzata la quercia siciliana, che noi chiamavamo in gergo, diciamo così, nostro rulo. È un legno durissimo, no? La quercia, per l'ossatura. Il fasciame esterno era tutto pino solano. Dalla Sila lo portavano questo qua, dalla Sila. Spesso 5 centimetri. E chiodi fatti tutto a mano, all'epoca c'era il fabbro che aveva come si dice, la foggia, li foggiava, faceva la punta e loro li usavano per inchiodare il fasciame nelle ossature di quercia. E poi si utilizzava altro materiale per rendere impermeabile quindi tutto? Sì, il calafataggio. Che veniva sempre preso da dove? Il calafataggio era stoppa, diciamo così, era canapa. La stoppa era fatta di canapa, corda di canapa, si sfalava, poi il maestro d'ascia lo usava secondo quello che gli serviva, lo affilava manualmente e con un ferro, con una paletta, una mazzola in legno, tac, 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 faceva tutto il calafataggio. Per ogni infessura dello scafo deve essere tutta riempita con la stoppa, con la canapa, diciamo così. Dopo il calafataggio veniva fatta l'impeciatura. Quella era la vernice di quei tempi, no? Come si aveva la sicurezza che si aveva fatto un buon lavoro? E la sicurezza, sì, perché toccando, doveva essere tutto compatto, non c'era uno più dentro, uno più fuori. Doveva essere riempita tutta ugualmente e allora quello era al 101%. Quando l'imbarcazione entrava in mare per la prima volta
c'era una grande emozione, era anche una giornata di festa. Sì, certo, anche quello, magari rompevano la bottiglia come si usa fare come dici, per inaugurare, no? Per inaugurare. Non so se a quei tempi lo facevano, però quando io lavoravo a Melazzo, mi ricordo da piccolo, quando si costruiva una barca e lavoravano c'era questo, mettevano la bottiglia, pah, a mare. Lei dove ha svolto la sua attività? Qui a Oliveri o anche? Io, la mia attività, ho imparato il mestiere a Melazzo, sono stato lì per 14 anni quasi. Poi, quando loro hanno chiuso, mi sono messo qua. Per conto mio, c'è un capannone lì, se le vede lei là, guardi. Quel capannone l'ho fatto io quando mi sono messo qua ho avuto la concessione demaniale e ho lavorato per ben 30 anni per conto mio, facendo piccole e medie imbarcazioni, diciamo così, per la pesca. Quanto tempo richiedeva il lavoro appunto per realizzare una imbarcazione di medie dimensioni per la pesca? Parliamo di quanti metri? Vabbè, per farne una, diciamo così, da 5 metri, più o meno un mese, no? Lavorando, diciamo, uno solo con il manuale, diciamo così. Dipende dalle dimensioni. Se era più grande poi magari a 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, dipende dalla grandezza, le dimensioni. Si ricorda l'ultima barca che ha realizzato? L'ultima barca, il legno? Il legno? No, era una da 4 metri e qualcosa. Era un coetaneo, un avvocato. L'ultima barca in legno, poi il resto, siccome il legno non si usava più, neanche i pescatori l'hanno usato, è uscita questa vetroresina, faceva una struttura più leggera, no? Di ossatura di compensato, un fasciame fine e poi metteva 2 mani, 3, 4 di vetroresina a secondo com'era e quindi un lavoraccio. Non sono pentito che ho chiuso, perché se dovevo continuare così, a quest'ora io chissà, non ero di mie ossa. Questo mestiere si sta perdendo, perché velenoso. si sta perdendo quindi questo mestiere. Quello in legno si è perso completamente, ora c'è quello della vetroresina. Ora ci sono i maestri d'ascia della vetroresina, non il legno è scomparso. Però diciamo potrebbe essere anche un'occasione di lavoro per restaurare le tante imbarcazioni storiche. Beh, se c'è qualcuno ancora che tiene in piedi, che c'ha il cantiere, potrebbe anche farlo, diciamo così. Io già ho chiuso che avevo una ventina d'anni. Qual è il ricordo più bello della sua lunga carriera di maestro d'ascia? Il ricordo più bello, io che devo dire, se dovrei ricominciare ora, se avevo la possibilità di ricominciare lo stesso lavoro che ho fatto prima, lo rifarei di nuovo. Perché era un lavoro che ti affascinava, va bene? Si faceva con passione, con amore, come si vuol dire, no? Perché da nulla tu metti in piedi, non so, un piccolo peschereccio, un'imbarcazione, quello che sia, era una grande soddisfazione, no? Lo rifarei di nuovo. Non sono pentito di quello che ho fatto. Anche se i guadagni sono stati pochissimi, però lo rifarei di nuovo. Qui insiste nelle vicinanze la tonnara di San Giorgio, ciò che è rimasto, poi abbiamo le tonnare di Milazzo, in particolare quella del Tono. Che tipi di rapporti c'erano tra la tonnara di Oliveri con le altre tonnare del territorio? Beh, il rapporto forse nel pescato, no? C'era un po' di gelosia, no? Chi prendeva di più tonni. Infatti dicevano quando leva, non so, c'era qualche poesia, no? Sale sagale, sale gabbia e Oliveri, o tone o ponneddo dello mare. Però quando leva tornare ad Oliveri, San Giorgio sale gabbia e Oliveri, ecco, c'è una... Sì, sì. C'era un po' di invidia, di gelosia fra di loro. Noi. Quante imbarcazioni c'erano più o meno sul territorio di Oliveri? E allora questa della tonnara c'erano 5, 6 paleschermi
6, ce n'era uno piccolo, che era mandato questo, se tu te lo ricordi. 6. E allora 2 erano per il trasporto per la pietra come questo, 2 erano per la mattanza, uno era che quando si calava la tonnara mettevano quasi più della metà della tonnara in questo palischermo che era lungo 20 metri, aveva una larghezza di 5 metri mi pare, sì, più o meno sì, che la lunghezza era, cioè la larghezza era un quarto della lunghezza. E quindi quasi metà della tonnara veniva tutto caricato su quello, il palischermo grosso lo chiamavano, quello più grosso. E quindi ce n'erano 5 in attività, poi c'era Amuciara Sottorrasi, Boddonaro, Ventoliera, Bastardo, Caicco, a Bacca Tufanale, andavano da fuori per la luce, e 2 Gozzi a Catanisa. A Catanisa sì, più o meno erano queste, sì. Queste, tutto che facevano, diciamo così, parte della tonnara quando era in attività. Ai giovani che ci stanno seguendo, vuole lanciare un messaggio, magari in base anche alla sua lunga esperienza? Non ho capito. Ai giovani che ci stanno seguendo, vuole lanciare qualche messaggio? Cosa vuole dire? Che posso dire ai giovani io? Io ho un bel ricordo, loro non hanno nessun ricordo della tonnara. Quindi per loro la tonnara ora potrebbe essere anche per loro una bella esperienza, diciamo così, come l'abbiamo avuto noi, però purtroppo non c'è. E quindi resta questo palischermo comunque che può essere visitato qui ad Olivere, pochi metri dalla spiaggia, dal mare. Sì, questo palischermo, sì, però per i giovani non ce ne frega niente di questo palischermo, forse non sanno manco chi viene, i giovani di oggi. Quindi per quelli di una certa età è un bel ricordo, è un bel ricordo. Niente, così tutto è passato ormai, non c'è. Ora i giovani di oggi, qualcuno che vuole imparare il mestiere, deve imparare l'arte della vetroresina. Non c'è l'arte del legno, non esiste. Quindi non so, che potrei consigliarci io? Andate a imparare l'arte della vetroresina. Non ci consiglio, perché è un lavoro velenoso, tossico. Che differenza c'è tra una barca in vetroresina e quella in legno, ecco, nel mare? Ma nel mare, per la stabilità, può essere uguale, diciamo così. Anche ora in vetroresina le fanno abbastanza larghi. Però ogni tempo ha il suo, come si dice, ha il suo modo.